Alla fine sono sbarcati tutti a Lampedusa, 184, nonostante la promessa del ministro Salvini che ieri su Facebook aveva annunciato che non avrebbe fatto arrivare in Italia i migranti intercettati da un aereo in ricognizione nel Mediterraneo. I 7 barchini hanno beffato tutti e sono arrivati a Lampedusa. Nella notte in 130 sono stati trasferiti a Trapani. Saranno tutti trasferiti nel centro di accoglienza di Milo. Un altro barchino con a bordo 15 tunisini alla deriva in acque SAR maltesi dopo aver finito il carburante. L'Italia sta sollecitando l'intervento di Malta, per ora senza risultati. Malta ha scaricato il problema sull'Italia a fonti del Viminale. L'Italia sta sollecitando l'intervento di Malta, per ora senza risultati. E ancora una volta, dopo il caso di Ciotti, Salvini aveva richiamato Malta, intimando all'isola di intercettare le imbarcazioni, richiesta respinta ieri dal premier maltese, che ha ricordato come le imbarcazioni che non avevano bisogno di soccorso stavano solo transitando dalle acque maltesi e dunque non sarebbero state fermate. Tra le soluzioni possibili all'esame del Ministero ci sarebbe l'ipotesi di un rimpatrio lampo dei migranti tunisini sbarcati oggi a Lampedusa attraverso voli charter affinché rientrino nel proprio paese in tempi molto rapidi. Si starebbe studiando in queste ore il modo per velocizzare le pratiche di identificazione. Al momento da Tunisi non commentano questa ipotesi, finora sempre respinta. Inoltre, qualora i migranti che sbarcassero in Italia intendessero presentare domanda d'asilo, prima di un rimpatrio concordato andrebbero esaminate le istanze. In caso contrario, il rischio di venire condannati dalle corti internazionali per i diritti dell'uomo sarebbe altissimo. Durante il vertice dei ministri degli interni a Vienna, Salvini ha incontrato il suo omologo tunisino per affrontare il problema sbarchi. Era stata fissata per martedì una riunione a Roma alla quale sarà presente il titolare del Viminale. Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani, ribadisce il ministro dell'Interno Matteo Salvini.